Hanno deciso di dire basta alla sporcizia e al degrado in cui sono costretti a vivere. Mogliano, Viagino Rossi, sono esasperati i residenti degli alloggi Ater che da anni ormai devono fare i conti con una situazione insostenibile. Signora, una discarica a cielo aperto davanti casa? Esatto, sono 5 anni ormai che andiamo avanti, anche di più. È tutto fermo così e non possiamo andare, anche perché abbiamo bambini piccoli ed è giusto che frequentino cose belle, non questa schifezza qua. Sanitari, immondizie, rottami, così si presenta l'area prospiciente alle case Ater dove sorge un cantiere abbandonato ormai dal 2005, colpa di alcuni residenti incivili e del fatto che la zona, dicono i residenti, non venga mai pulita. Basta vedere quello che c'è. Lei ha mareggiato? Di più. Ma i problemi sono anche e soprattutto dentro gli alloggi. Abbiamo avuto la casa piena di blatte. Io pensavo che era qualche blatta così, invece no, perché di notte era una cosa orrendissima. La mancanza del rispetto minimo delle regole di civile convivenza fa il resto. La gente qua dovrebbe metterci un po' più di testa, perché non è possibile vivere in un ambiente così mal ridotto. Io abito qua vicino alla famiglia e mi sono trovati topi in casa. C'è addirittura chi ha subito minacce. Mi occupavo di tutta la pulizia del giardino. Minacce di morte le ho ricevute. Anche nella zona garage i residenti lamentano degrado e mancanza di manutenzione, una lunga lista di disagi che li ha spinti a rivolgersi direttamente al sindaco Azzolini per denunciare il comportamento scandaloso di alcuni inquilini e per porre fine al rimpiattino tra Ater e Comune sulle responsabilità della situazione attuale. Io questa cosa l'ho saputa oggi, vedrai che domani intervengo. No, non può essere che l'hai saputa adesso, perché noi siamo già andati, ci hanno detto rivolgete. Io, come Giovanni, il sindaco, l'ho saputa in questo momento. Se i miei uffici non mi hanno riferito, io prenderò provvedimenti con Ma tutti. non viene nessuno a vederci. L'amministrazione, preso atto della situazione, promette una soluzione drastica. Prendo l'impegno di fare ordinanza di sfratto a chi non tiene in modo decoroso e ordinato gli alloggi che sono della comunità, perché sono stati consegnati a questa persona dalle tasse dei nostri cittadini.